Eccoci, oggi siamo in cantiere a Fontespina, Civitanova Marche. Abbiamo demolito e ricostruito questo edificio su 4 livelli fuori terra, oltre all'astico solare. Siamo alle spalle del ristorante Gabbiano, quindi diciamo 100 metri dal mare. C'è il sottopasso pedonale davanti all'edificio. Sono rimaste in vendita 4 unità immobiliari con possibilità di detrazione del sisma bonus. Seguitemi che poi vi spiego tutto. Allora, questa è un'unità immobiliare di circa 70 metri al secondo piano, soggiorno cucina. Scusate il disordine, ma come detto è un cantiere, quindi non è sempre facile tenerlo ordinato. Abbiamo adesso da pochi giorni tolto l'impalcatura esterna. Questo è un balcone abitabile, quello è il sottopasso, siamo proprio di fronte all'edificio. Questo è il soggiorno cucina, divano, TV, cucina e il tavolo da pranzo. C'è la predisposizione dell'aria condizionata. Qui c'è una porta scrigno che divide zona giorno e zona notte, l'impianto di riscaldamento a pavimento. Qui la finestra è molto grande, quindi sarà un'anta scorrevole. Sanitari sospesi. Qui c'è ancora possibilità di scegliere i materiali di finitura, quindi i pavimenti, porte, i colori, le essenze, il materiale, quindi o il gresso o il legno. Camera matrimoniale molto ampia, VMC puntuale su ogni stanza, quindi quel foro è dove sarà alloggiato il VMC. La camera matrimoniale è il balcone, ringhiera mi piace molto, poroton termico e il cappotto. Qui abbiamo soggiorno cucina, camera e cameretta. La cameretta è comunque comoda, tra un 3x3, circa 10 metri quadri. E c'è il posto auto all'interno della corte condominiale, quindi palazzina totalmente recintata, ingresso con accesso carrabile e posto auto. Abbiamo questo monolocale, bagno all'ingresso, lì è previsto un guardaroba, lo spazio è adatto ad un armadio, stanza unica con balcone, sempre abitabile. Poi nel link aggiungeremo le planimetrie, così potete controllarle e seguirle per gli arredi. Vicino a questo c'è un altro appartamentino dove è comunque un monolocale, però abbiamo già previsto una cameretta e la predisposizione per mettere il divano letto con la cucina all'isola, quindi avreste 3 posti letto, cameretta, bagno e l'open space dove mettere un divano letto. Questo è il bagno, questa è la cameretta con balcone. Su ogni stanza c'è la predisposizione dell'aria condizionata, il VMC, portone blindato, videocitofono. E andiamo sopra che vi mostro la chicca. C'è un attico favoloso con il lastrico solare vista mare. Eccoci qui, siamo all'attico, quarto livello. Ingresso, guardaroba, vuotatasche con i contatori, sala, quindi divano, parete TV. Credo di averlo diviso io questo, adesso poi mi direte se vi piace. Cucina, quindi angolo cottura, tavolo da pranzo. L'avevo previsto qui perché qui puoi mettere un ulteriore tavolo per mangiare d'estate, guardare il mare fino al Conero. Guardate che bello. Dove attualmente c'è quella scala, ci sarà una scala a chiocciola che raggiunge il lastrico solare. Da sopra la vista è veramente fantastica. Beh, qui finiture come sotto, possibilità di scelta dei materiali di finitura, doppio bagno. La prima cameretta non arriva a 9 metri, ma è comunque possibile alloggiarci un letto. Lettino, camera media, un balcone, guardate che bella vista, anche dietro comunque non vedi il mare ma è molto aperta verso la campagna circostante. E la camera matrimoniale che invece gode di una vista dal letto. Diciamo che saranno continui litigi per dormire a destra e a sinistra, perché a sinistra hai la vista della TV, a destra hai la vista del mare. Sarà una bella lotta per scegliersi il posto. Le 2 camere davanti hanno accesso al balcone che si allarga nella zona giorno. Adesso andiamo sopra pian pianino, andiamo a vedere il mare. E come promesso questo è il lastrico solare, guardate. Partiamo dal Conero, tutta la litoranea del lungomare nord fino al porto. Dietro abbiamo le colline del camping Belvedere. Dai, siamo in acqua qua, no? Che ne dite? Non pensate? L'attico sono circa 100 metri, 98 se non erro, più il terrazzo sul piano, col balcone che prosegue e l'accesso sopra a circa 40 metri di lastrico, 35. E per l'attico abbiamo un garage e la possibilità anche di un posto auto. Garage coperto, chiuso. Lì c'è il sottopasso che porta a lungomare
E, beh, la zona è molto servita, abbiamo 2 supermercati nel raggio di pochi centinaia di metri, asilo elementari e scuole medie su via Saragat. Diciamo, se vi piace venire al mare e comunque andarci a piedi, vederlo, questo è l'attico che fa per voi. Il resto è comunque abbordabile. La cosa più interessante è la possibilità di detrazione del Sisma Bonus acquisti. Per ulteriori informazioni vi aspetti in agenzia. Comunque valutatelo con molta attenzione perché sono 81.600 euro da portare in detrazione fino a dicembre. Qui è previsto l'accesso carrabile, quindi posti auto in linea e poi ce ne sono altri a spina in fondo. 1, 2, 3, 4 garage. L'esterno è quasi completato, ringhiere, abbiamo mixato un po' i materiali e l'esterno è tutto Poroton e cappotto.